Se non state vivendo in una bolla o all'interno di una grotta in questi giorni, sicuramente saprete che si stanno svolgendo le Olimpiadi a Parigi, ne abbiamo parlato anche noi abbondantemente. E venerdì mattina ci eravamo lasciati con la possibilità da parte di Marta Maggetti e di Stefano Oppo di concorrere per una medaglia. Ecco, queste due medaglie sono arrivate, uno splendido argento di Stefano Oppo nel doppio pesi leggeri in coppia con Gabriel Soares in una disciplina, appunto quella del doppio pesi leggeri, che a partire dalle prossime Olimpiadi, quelle di Los Angeles 2028, non sarà più disciplina olimpica e quindi cristallizza in un certo senso nella storia la medaglia del canottiere oristanese che dopo il bronzo a Tokyo e il quarto posto a Rio nel 4 senza conquista un altro importante traguardo alle Olimpiadi. E poi Maggetti, abbiamo detto, il primo oro cagliaritano alle Olimpiadi, perché sì, Marta Maggetti nello specchio d'acqua di fronte a Marsiglia ha trionfato nel windsurf ribaltando una gara che vedeva saldamente in testa l'inglese Emma Wilson e che vedeva Maggetti soltanto terza dietro anche all'israeliana Sharon Cantor. Ecco, l'impresa di Maggetti, come racconta Carlo Alberto Melis oggi sull'Unione Sarda nella sezione sportiva pagina 37, è un oro che è stato costruito in casa, perché la 28enne, nata e cresciuta al Windsurf Club Cagliari, ha gettato le basi anche di questo successo olimpico nelle tante regate che ha tenuto nelle acque del Poetto a Cagliari, portando in dono alla città, scusate un po' di retorica, uno splendido oro che nell'individuale non era mai avvenuto, come detto, perché ci sono tante medaglie sarde, come sapete, tante medaglie anche cagliaritane, come ad esempio quelle di Francesco Loi e di Michele Mastromarino nella ginnastica e di Paolo Angioni nel 1964 nell'equitazione, ma parliamo di epoche differenti e soprattutto di medaglie conquistate a squadre e non in singolare. Nella storia dello sport moderno quella di Maggetti è la prima medaglia d'oro interamente cagliaritana. Parlare di Olimpiadi quindi è inevitabile, perché anche se non le si segue, le sue storie e i racconti arrivano comunque a dirci qualcosa, che noi lo vogliamo o no. La Sardegna però, e anche l'Italia ovviamente, è ancora in cerca di medaglie d'oro, perché ieri si sono archiviati 100 metri maschili nella quale Marcel Jacobs, campione olimpico uscente, si è classificato quinto in una gara in cui, pensate, tutti i partecipanti hanno corso sotto i 9,99 e adesso nella distanza regina delle Olimpiadi ci sarà lo spazio per le staffette nella quale parteciperà anche Lorenzo Patta, già campione olimpico a Tokyo insieme a Filippo Tortu, l'altro sardo della staffetta, originario di Tempio anche se nato a Milano, che tante soddisfazioni hanno dato all'Italia nella scorsa Olimpiade a Tokyo. Io sono Alessandro Manno e oggi vi do il quadro d'insieme di lunedì 5 agosto. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani regionali e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana che ci possono ascoltare sia in radio, in FM, sia in streaming sul sito di Radio Calaritana. E si vede che ci stiamo avvicinando al periodo di Ferragosto, che ormai appunto all'estate sta entrando in quella fase in cui la maggior parte del mondo va in ferie, tranne noi che siamo qui appunto a raccontarvi le notizie, ma questa considerazione viene abbastanza naturale leggendo le prime pagine dei giornali. Infatti poche cose succedono, a breve anche la politica andrà in ferie e di conseguenza gran parte delle notizie che abbiamo raccontato in questi giorni saranno inevitabilmente rimandate a settembre. Però ancora sulle pagine dei giornali troviamo grande spazio soprattutto al tema del turismo, che è l'apertura anche della Nuova Sardegna, pagina 2 pagina 3, nell'articolo a firma di Andrea Sini, che racconta del boom turistico nel Nord Sardegna, intervistando anche il presidente di Federalberghi Stefano Visconti, che racconta appunto come la stagione sia partita abbastanza bene e lui è andato secondo le attese, ma il trend sta proseguendo e quindi anche ad agosto si attende il pienone. Tanti turisti italiani, che racconta anche Federalberghi, allungano la permanenza media dei turisti in Sardegna, visto che c'è molto di più la visione della villeggiatura, così appunto raccontano gli esercenti, che si ritengono tutto sommato soddisfatti anche dei collegamenti aerei e che nonostante il recente disservizio degli ultimi giorni di Aeroitalia, che ha cancellato alcuni voli da Alghero a Roma, in generale la copertura è abbastanza buona e i turisti stanno arrivando in Sardegna. Certo, ciò non vuol dire ovviamente che i problemi di trasporto sono sistemati, anche perché sappiamo perfettamente che nella stagione estiva ci sono più voli, poi si arriva nella stagione invernale e magicamente questi voli scompaiono, o meglio forse vanno in letargo, chissà. Comunque sia, battute a parte, ci sono dei numeri importanti, lo racconta anche Alessandro
Alessandro Mele, sempre sulla Nuova Sardegna, pagina 3, parlando anche di altri territori dell'isola come ad esempio il Nuorese, che nonostante una previsione di calo rispetto agli anni precedenti che viene stimata dagli operatori del settore intorno al 3%, comunque ha tenuto botta. Le presenze sono abbastanza numerose nonostante la mancanza di alcuni servizi, soprattutto nelle spiagge magari meno battute e che solitamente non erano abituate a gestire i flussi turistici che in altre zone dell'isola nei mesi che vanno da giugno a settembre sono invece molto più frequenti. E parlando sempre di trasporti, oggi Michele Ruffi sull'Unione Sarda, pagina 7, intervista Stefano Zunarelli, che è ordinario di diritto dei trasporti dell'Università di Bologna, il quale ha parlato dell'ipotesi di fusione dei 3 aeroporti dell'isola, Cagliari, Olbia e Alghero, in un unico fondo, quello di F2I appunto. E la lettura che viene data dal docente è quella di un piano che non è proprio destinato al successo, perché racconta, è già stato provato più volte, che fusioni di questo tipo portano soltanto qualche vantaggio legato alle economie di scala, che però sono decisamente molto marginali. Infatti, spiega Zunarelli, 3 motivi che spingono una compagnia aerea a investire su un aeroporto è quella ad esempio dei maggiori collegamenti rispetto alle altre zone della regione che viene servita, e inoltre quando ad esempio una compagnia low cost cancella un volo su Cagliari non va a cercare un altro scalo ad esempio all'interno della regione, quindi Alghero e Olbia, ma va in altre città simili presenti in Europa che possano rispondere a quel numero di passeggeri che transitavano nello scalo precedente. In conclusione, il pensiero di Zunarelli è quello che all'interno degli aeroporti ci debba essere sempre una partecipazione pubblica in modo tale che vengano in qualche modo controllati gli investimenti e venga mantenuta attenzione sulle necessità sociali di un territorio. Infatti la privatizzazione non è per forza un elemento negativo, ma è necessario appunto che il soggetto pubblico faccia valere le scelte strategiche per la collettività regionale, quindi l'aeroporto non può essere soltanto come un'azienda che investe, ma è anche uno strumento appunto di carattere sociale, perché dal buon funzionamento di un aeroporto si determina tutta la vitalità economica e non solo di un intero territorio. Andando in giro per i paesi soprattutto, ma non solo, ci si trova di fronte spesso a delle case che sono costruite sino a un certo punto e dalla metà in poi, soprattutto negli ultimi piani, sono lasciate senza stucco, senza vernice, lasciano soltanto i laterizi a vista, il cosiddetto non finito. Quindi fondamentalmente quando si sta costruendo una casa e poi finiscono i soldi o semplicemente appunto si interrompono i lavori. Ecco, questa metafora viene oggi utilizzata dalla Nuova Sardegna negli articoli a pagina 4 e pagina 5 che raccontano tutto il patrimonio demaniale che esiste in Sardegna e che attualmente versa in stato di abbandono e di degrado, e sono tante le opere che non sono state completate o i cui lavori di ristrutturazione non hanno avuto buon esito e si sono fermati nel corso degli anni, e ci sono in ogni posto della Sardegna. Nell'articolo trovate alcuni degli esempi più conclamati, come ad esempio il Sanatorio Conti a Sassari o ad esempio l'Anfiteatro Romano a Cagliari, che puntualmente ad ogni elezione comunale viene ripreso come esempio di mala amministrazione della giunta comunale precedente, senza che poi il nuovo sindaco e la nuova giunta facciano nulla per cercare di ristrutturare uno dei siti più importanti del Mediterraneo, ma che ancora versa in stato di abbandono. E poi ad esempio la piazza con la tettoia ad Olbia, dove c'era la sede dell'ex mercato, il monumento a Sebastiano Satanuoro, e poi dei veri e propri giganti nel deserto, come ad esempio l'hotel che è stato costruito a San Leonardo di Sete Fuentas, una frazione del comune di Santo Lussurgio in provincia di Oristano, che doveva essere in origine un punto in cui raccogliere i turisti che avrebbero scelto di visitare le aree interne in alternativa appunto a un turismo meno balneare ma che privilegi le aree interne. Un progetto che fallì fondamentalmente in poco tempo, e adesso quello che si può definire effettivamente un rudere è in stato di completo abbandono, e questa è la conseguenza logica di un sistema rapidissimo ad aprire cantieri, leggo dell'articolo, sulla Nuova Sardegna, ma che dicevo è molto meno abile a chiudere i cantieri. Pensate che la regione ha censito le opere incompiute e il 6 dicembre 2021 ha istituito il registro regionale delle incompiute, cercando di elencare tutte le strutture che effettivamente non sono state concluse in Sardegna. Un elenco che immaginerete è abbastanza lungo, basti veramente girare tutte le strade della Sardegna. Ogni comune ha un suo non finito, a testimonianza quindi di un'isola che ama molto iniziare a costruire, quindi mettere cemento sul territorio, ma che poi nel momento in cui bisogna concludere i lavori c'è sempre un qualche intoppo che blocca tutto quanto e che lascia nei territori quantità enormi di cemento che diventano infine dei veri e propri rifiuti.
E questa era l'ultima notizia anche per oggi, l'appuntamento se vorrete per domani sempre a partire dalle ore 8. Se questa puntata vi è piaciuta potete inviarla alle persone a cui pensiate possa interessare un contenuto di questo tipo, e come potete farlo andando su Spotify, sul nostro canale YouTube, copiando il link e mandandola ai nuovi aspiranti ascoltatori e ascoltatrici. Come detto, quindi, se volete ci sentiamo domani. Un saluto da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione e l'augurio di una buona giornata e un buon inizio settimana. Ciao! Toc Toc Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Toc Toc Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna. Ma parliamo di epoche differenti e soprattutto di medaglie conquistate a squadre e non in singolare.